I viaggi di Gulliver. C'era una volta un uomo che si chiamava Gulliver. Faceva il medico sulle navi e spesso viaggiava verso terre lontane. Quando salpò a bordo dell'Antilope, un vascello mercantile, non aveva idea di dove la nave l'avrebbe portato, né quali avventure lo aspettassero. Dopo molti mesi di navigazione, l'Antilope si trovò a veleggiare lungo le coste di una terra sconosciuta. Improvvisamente si scatenò un terribile uragano e il vento spinse il vascello contro gli scogli. La nave si spezzò in due e affondò. La ciurma, terrorizzata, si gettò in mare, ma solamente Gulliver riuscì a tener testa a quelle terribili onde e a mettersi in salvo sulla spiaggia. Tutti gli altri uomini affogarono. Gulliver si trascinò penosamente fuori dall'acqua fin sulla spiaggia e piombò in un sonno profondo. Quando si risvegliò, non sapeva quanto avesse dormito, ma il sole era già alto. Con un gemito cercò di raddrizzarsi, ma si accorse con terrore di non riuscire a muoversi. Aveva le braccia, le gambe e i lunghi capelli legati saldamente al suolo. Poi sentì qualcosa che gli strisciava su una gamba. Alzando penosamente la testa, per quanto gli era possibile, Gulliver vide un omino, non più grosso del suo dito mignolo, che gli camminava sul petto. Poi, con suo enorme stupore, vide almeno altre 40 di quelle creaturine che si arrampicavano sul suo corpo da ogni parte e tutte erano armate di arco e frecce. Con un grido Gulliver tentò di liberarsi, ma aveva urlato così forte che molti di quegli omini gli caddero di dosso e gli altri fuggirono. Quando però videro che Gulliver non riusciva a liberarsi, si fermarono e gli scoccarono contro una raffica di frecce piccole e acute come spilli. «Ai! Ai!» gridò Gulliver quando le frecce lo raggiunsero al viso. E poi un'altra raffica lo colse sul petto e sulle mani. Contorcendosi dal dolore e dibattendosi, Gulliver tentava disperatamente di liberarsi dalle migliaia di fili che lo trattenevano, ma era inutile. I legacci erano troppo robusti. Alla fine Gulliver si arrese. Rimase sdraiato tranquillamente per terra e a poco si riaddormentò. Fu svegliato da un martellio insistente. Girò la testa quel poco che poteva e vide che lì accanto era stato eretto un piccolo palco, sul quale si stava arrampicando un uomo vestito da cerimonia. Sala al velegili galantele, colo sala se lei li velenutolo alla falare le culuili, alla Lilliput, gridò l'uomo all'orecchio di Gulliver. «Non capisco», disse Gulliver. «Avete detto che il vostro paese si chiama Lilliput?» Gulliver cercò di far capire all'omino che aveva fame e sete, ma la bevanda che gli fu portata era drogata. Mentre dormiva, 500 tra falegnami e ingegneri costruirono un basso carro di legno per caricarlo e portarlo dall'imperatore di Lilliput. Ci vollero 900 uomini dotati di leve per issarlo sul carro e più di 1000 cavalli per trascinarlo in città. La processione si fermò alle porte della città, in prossimità delle rovine di un tempio antico. Qui gli uomini presero Gulliver e gli assicurarono alle gambe delle pesanti catene chiuse da centinaia di lucchetti. Quando si svegliò dal profondo sonno, Gulliver si accorse che le corde che lo legavano erano state tagliate. Lentamente si alzò in piedi e si guardò attorno. Con grande meraviglia vide che sotto di lui si stendeva un'intera città in miniatura, con case, strade e giardini, e tutto intorno erano radunati centinaia di piccoli esseri che lo fissavano a bocca aperta.
separato dalla folla, scalpitava un magnifico cavallino montato orgogliosamente dall'imperatore. Più alto e più bello di tutta la gente che Gulliver aveva visto finora, l'imperatore di Lilliput portava un elmo d'oro incastonato di gemme e decorato da una lunga piuma. La sua mano stringeva una spada grande quasi come lui, con l'elsa tempestata di diamanti. Il cavallo nitrì di terrore alla vista di Gulliver e allora l'imperatore smontò e fece pomposamente il giro dell'enorme piede del suo enorme ospite. Vicino al tempio si ergeva un'alta torre, grande quasi quanto Gulliver stesso. Era di gran lunga l'edificio più alto di Lilliput. L'imperatore e i suoi cortigiani vi salirono per poter osservare meglio il gigante. Gli parlarono attraverso dei megafoni, ma sebbene Gulliver si sforzasse di esprimersi in inglese, in tedesco, in spagnolo e in italiano, non capivano una parola di quello che lui diceva e lui non capiva un H di quello che dicevano loro. L'imperatore discese dalla torre e batté le mani. Immediatamente 20 carri, pieni fino all'orlo di carne e pane, vennero offerti al gigante. Guardando giù verso la folla, Gulliver distinse le dame di corte, riccamente abbigliate. Esse gli fecero un inchino, facendo brillare al sole i loro mantelli di raso e gli strascichi argentati. Erano tutte così carine che a Gulliver venne voglia di prenderne una in mano per poter osservare meglio da vicino i suoi abiti da bambola, ma era troppo ben educato per azzardarsi a farlo. Le dame di corte rabbrividirono nei loro bei vestiti quando videro che Gulliver trangugiava un carro di cibo dopo l'altro e quando ingollò barili interi di vino, alcune di esse svennero addirittura. Infine la visita reale ebbe termine e Gulliver venne lasciato solo nel tempio, solo ad eccezione delle centinaia di soldatini lasciati a guardia. Ma non tutti a Lilliput erano contenti per la vicinanza del gigante incatenato. Quella notte un gruppo di 6 uomini armati di frecce, lance e coltelli aggredì Gulliver. In un attimo le guardie del corpo dell'imperatore li circondarono legando loro le mani dietro la schiena. Il capitano delle guardie pungolò gli aggressori con il manico della sua picca acuminata e li spinse accanto a Gulliver. «Hanno cercato di ucciderti, gigante», pareva che volesse dire. «Li lascio in mano tua». Gulliver afferrò gli aggressori con una mano e se ne infilò 5 in tasca. Alzò il sesto all'altezza della bocca aperta come per inghiottirlo, mentre l'omino strepitava e urlava dal terrore. Ma Gulliver era veramente molto gentile. Depose l'aggressore al suolo e poi anche gli altri 5. Veloci come il lampo corsero via con tutta la forza delle loro gambette. I soldati furono stupefatti dalla generosità di Gulliver verso gli uomini che avevano tentato di ucciderlo. Corsero a corte per informare l'imperatore, che trovarono in riunione con i ministri di Stato per decidere il da farsi circa lo straordinario gigante naufragato a Lilliput. E le vili delentele melentele e le ulungili galantele alla milicolo. Nolon alla bili alla molonili elentele dalla telemelerele. Ma intanto Gulliver, incatenato nel tempio, si sentiva molto solo e desiderava ardentemente poter fuggire e tornare da sua moglie e dai suoi figli. Quando la gente di Lilliput si rese conto che Gulliver non intendeva far loro alcun male e che era un uomo cortese e amichevole, lo slegarono e lo lasciarono libero. «Ma devi rovesciare le tue tasche», disse l'imperatore, «perché vogliamo essere sicuri che tu non nasconda un'arma pericolosa». Gulliver, che aveva cominciato a capire il linguaggio dei lillipuziani, si vuotò le tasche e rovesciò tutto il loro contenuto per terra. L'imperatore rimase così colpito e così perplesso da ciò che vide che permise a tutta la popolazione di venire ad ammirare quegli oggetti straordinari.
E ora devi promettere di vivere in pace con tutti gli abitanti di Lilliput, gli disse l'imperatore Golbasto, e di difendere Lilliput dai suoi nemici. Mi meraviglia molto sentire che avete dei nemici, maestà, disse Gulliver educatamente. Oh sì, siamo in guerra con il popolo di Blefuscu. Non lo sapevi? Vivono in un'isola lontanissima, laggiù, oltre il mare. Difatti, stando in punta di piedi, Gulliver riusciva a intravedere l'isola che, in realtà, non era affatto lontana, ma separata da Lilliput solamente da uno stretto braccio di mare. Riparato dalla scogliera dell'isola, stava il porto di Blefuscu, con la sua flotta di 50 potenti navi da guerra, non più grandi delle barchette con le quali Gulliver aveva giocato da piccolo. «Portatemi 50 sbarre di ferro», disse Gulliver alla gente di Lilliput, che con sforzi sovrumani gli portò le 50 travi richieste. Erano appena più grosse di spilli, e Gulliver le piegò ad una a forma di ami. «Ora portatemi la corda più grossa che avete», disse ancora, e i lillipuziani gli portarono il filo sottile che lui voleva. Gulliver legò il filo agli ami e si inoltrò nel mare. In pochi minuti raggiunse a nuoto Blefuscu. Poi, arrivato all'acqua bassa, Gulliver si drizzò in piedi e si avvicinò alla spiaggia. 30.000 soldati blefuscani erano schierati sulla spiaggia pronti ad invadere Lilliput, ma la vista di Gulliver che emergeva dalle onde seminò il terrore nei loro 30.000 cuori. «Ublum gibligablum teble!» gridarono, pensando che Lilliput aveva trovato uno spaventoso gigante per combattere contro di loro. «Cibli ublu cibli debli rabla tublu tibli!» E i marinai delle 50 navi saltarono in mare per salvarsi. I soldati gettarono via gli archi e le frecce e fuggirono a nascondersi sulle montagne di Blefuscu. Gulliver si scosse l'acqua di dosso e poi tirò fuori gli ami con i fili attaccati e li assicurò alla prua di ogni nave in porto. Poi tagliò le ancore con il suo temperino e quindi, prendendo in mano i 50 fili, guidò le navi fuori dal porto, oltre lo stretto, fino a Lilliput. La gente di Lilliput era esultante e gridò fino a perdere la voce quando vide Gulliver guadare lo stretto tirandosi dietro la flotta nemica con le 50 cordicelle sulle spalle. Quando arrivò alla spiaggia gli gridarono: «Viva l'uomo montagna! Ha salvato Lilliput!» Gulliver condusse le navi nel porto reale e poi andò dall'imperatore. «Ora dimmi», chiese accoccolandosi vicino al palazzo, «perché Lilliput è in guerra con Blefuscu?» «Perché è un popolo di malvagi», rispose l'imperatore Golbasto, ancora ebbro di gioia alla notizia della vittoria. «Mangiano le uova sode dalla parte rotonda. Ci crederesti mai? Che abitudine disgustosa! Ma ora che li abbiamo sconfitti, li costringeremo con la forza a mangiarli dal lato a punta». Gulliver non credeva alle sue orecchie. «E per questo siete entrati in guerra?» esclamò. «Se lo avessi saputo, non vi avrei mai aiutati». All'improvviso si sentì terribilmente solo fra quella gente e desiderò di ritornare a casa. Gli dispiaceva per i blefuscani sconfitti e decise di andare all'isola per scusarsi. Ma quando l'imperatore Golbasto lo venne a sapere, si infuriò. «Questo è tradimento!» gridava. «Proprio così! Ha tradito Lilliput! Lo giustizierò! Avvelenategli le bevande! Bruciategli la casa! Con tutta probabilità proprio in questo istante sta mangiando un'uova soda dalla parte rotonda!» Il primo ministro fece notare che avere in casa un gigante era piuttosto utile. «Io non credo che dovremmo uccidere l'uomo montagna, vostra maestà». «Va bene», sbottò Golbasto, «allora gli caverà gli occhi». Il trombettiere di corte venne mandato da Gulliver per comunicargli la sentenza. Gulliver era appena ritornato da Blefuscu e stava sdraiato al sole in attesa che gli si asciugassero gli abiti. Il trombettiere si fermò vicino al suo orecchio
e suonò una fanfara. O uomo montagna, straniero e traditore, Lesse ad alta voce da un papiro. il glorioso imperatore Golbasto ha deciso di risparmiarti la vita. Gulliver si sedette e fissò sbalordito l'araldo. Ma siccome hai tradito Lilliput, domani a mezzogiorno gli arcieri reali ti accecheranno con le loro frecce più acuminate. Lunga vita a Golbasto. Gulliver raccolse rapidamente i suoi pochi averi e corse attraverso la città fino al porto, dove era attraccato il galeone reale di Golbasto, la nave più grande della flotta lillipuziana. Gettò frettolosamente nella barca la sua giacca, la pistola e il cappello, la spinse fuori dallo stretto porticciolo e nuotò fino al mare aperto. Non si voltò nemmeno una volta a guardare le sponde di Lilliput e presto non udì intorno a sé che il rumore delle onde. Poi si arrampicò nel galeone. Era grande come la culla di un bambino e le gambe e le braccia gli penzolavano fuori. Il vento e la marea lo spinsero per molte miglia nell'oceano e, cullato dal dolce movimento dell'acqua, Gulliver si addormentò profondamente. Dopo molte ore, un marinaio di una nave mercantile, di guardia sulla coffa, avvistò col cannocchiale il galeone. Dapprima pensò che si trattasse di un barile caduto da una nave, ma poi vide Gulliver. Immediatamente venne calata una barca a remi per poterlo raggiungere. Gulliver ringraziò molto il capitano per averlo salvato e con il galeone sotto il braccio andò in cabina a riposarsi. Per la prima volta dopo tanti mesi poté distendersi in un vero letto. E ogni sera, in quel lungo viaggio verso casa, cenò al tavolo del capitano, raccontandogli le sue straordinarie avventure nel paese di Lilliput.